Tu e Amélie rimarrete sempre la cosa più bella che il mondo potesse darmi. Ti amerò per tutta la vita. Scusa. Si scusa nel suo messaggio di addio alla compagna Valentina e alla figlia Amélie, che la donna portava in grembo da 5 mesi. Giulio Stoppa, il 27enne fidanzato della donna morta nelle scorse ore dopo il terribile incidente avvenuto il giorno di Pasqua, era alla guida dell'auto che è uscita di strada schiantandosi contro il guardrail di Corso Stati Uniti a Padova. Il giovane, nel messaggio pubblicato dopo che la compagna è stata dichiarata morta dai medici, per 4 giorni Valentina Urli, originaria di Tarcento in provincia di Udine, è stata ricoverata in ospedale a Padova, ma le sue condizioni erano gravissime. I familiari della 33enne hanno consentito l'espianto degli organi. La coppia viveva da qualche tempo a Trebaseleghe e doveva sposarsi a maggio, prima della nascita della loro bambina. Valentina Urli lavorava nella discoteca Melody di Castelfranco Veneto, dove la ricordano sempre gentile e sorridente. Sorrisi immortalati nelle foto che la coppia condivideva sui social, nell'attesa di coronare il loro sogno più bello con la nascita della piccola Amélie. Lo strazio di Giulio, ora, dopo l'incidente, e la perdita di entrambe, a cui chiede scusa. La procura di Padova nel frattempo ha posto sotto sequestro l'auto del 27enne e ha aperto un'inchiesta iscrivendolo nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale, un atto dovuto per permettere di svolgere tutti gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente costato la vita a Valentina e Amélie.